Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Incidente mortale a Modica dove ha perso la vita il 72enne Emanuele Adamo, coinvolte due auto, si prega per la moglie della vittima e l'autista dell'altro mezzo. Aggressione alla stazione di Catania, un 35enne ha colpito ripetutamente e minacciato un poliziotto della Polfere Etnea. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha emesso l'ordinanza per le giornate del 13, 14 e 15 agosto, che prevede la proibizione dei falò, dell'accampamento in tenda sulla spiaggia e del consumo di cibo e alcolici. La Polizia di Stato ha allontanato dal territorio nazionale un tunisino segnalato come pericoloso per i reati connessi al terrorismo internazionale. L'uomo era sbarcato a Lampedusa la settimana scorsa ed era stato immediatamente fotosegnalato. In conclusione, il meteo e la protezione civile siciliana ha emesso per la giornata di domani lo stato di preallerta per rischio incendi in tutte le province. Le temperature si mantengono stabili con punte di 30 gradi ovunque. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento lunedì alle ore 13:30. Arrivederci.